C'è caldo, non piove e quindi di conseguenza c'è la crisi idrica. Ne parliamo da tantissimo tempo, io adesso non so esattamente da qual è il giorno preciso da cui ne abbiamo iniziato a parlare, però ormai quasi settimanalmente c'era almeno un articolo di approfondimento, devo dire la Nuova Sardegna ne ha trattato maggiormente rispetto ad altri giornali regionali di appunto siccità e adesso si sta arrivando a un punto perché ovviamente la stagione cosiddetta delle piogge è finita e ci si trova a dover gestire una situazione che dal punto di vista della sostenibilità delle risorse idriche è molto limitata. Ne parlano Paolo Ardovino e Salvatore Santoni sulla Nuova Sardegna, pagina 2, pagina 3, l'apertura del giornale di oggi con le parole del presidente del consorzio di bonifica centrale Ambrogio Guiso che avverte che quest'estate potrebbe esserci, oltre all'emergenza totale di cui abbiamo già parlato, anche il rischio di dover portare l'acqua con le autobotti nelle ore notturne in modo tale da non essere rallentate dal traffico turistico che potrebbe appunto impedire di trasportare l'acqua in modo agevole. E poi forse uno dei problemi più grandi di questa crisi, ossia il fatto che le infrastrutture che sarebbero necessarie per supportare un tempo che ormai è sempre più secco in Sardegna mancano. Guiso fa riferimento ad esempio alla diga che dovrebbe essere costruita nella congiunzione tra il fiume Posada e il Rio Mannu nel nord della Sardegna ai confini del parco di Tepilora, che consentirebbe quindi di avere un gran numero di acqua in più rispetto a quella che in questo momento c'è, perché ovviamente aumentando i bacini ci sarebbe l'opportunità di evitare che tante zone debbano razionare l'acqua. E poi appunto, come detto, il problema degli investimenti. Salvatore Santoni dice nel suo articolo che servono 309 milioni per cercare di migliorare e ristrutturare il sistema idrico della Sardegna, ma nel decreto agricoltura ci sono soltanto 102 milioni per tutta Italia. Sarebbero 14 gli interventi classificati urgenti dal commissario nazionale per la siccità in Sardegna, ma si attendono appunto, come detto, i fondi. Nel PNRR ci sono 200 milioni stanziati per la Sardegna, che però non sono sufficienti a realizzare tutti i lavori che sarebbero necessari, a partire dalla costruzione di nuove dighe alla ristrutturazione delle tubature che perdono tantissima acqua durante il trasporto dai bacini appunto alle abitazioni private oppure ai campi dove viene appunto utilizzato per irrigare. Ecco forse il fatto che ci si è arrivati troppo tardi a dover capire che bisognava cercare di tamponare tutti questi problemi. Negli ultimi anni non c'è mai stata una crisi così importante, negli ultimi 10 anni almeno, che ha costretto a dover razionare l'acqua come si faceva molti anni fa. Ne parla anche di questo problema l'Unione Sarda, pagina 2, pagina 3, gli articoli di Luigi Almiento e di Piera Serusi, che però si concentrano maggiormente sul rischio che appunto la siccità possa impattare in modo decisivo sulla stagione turistica. E sicuramente ci sarà un problema, perché tante persone che ovviamente in estate arrivano in Sardegna aumentano la richiesta di acqua che già è poca, e quindi bisognerà trovare una soluzione probabilmente a questi dissalatori di cui si sta tanto parlando soprattutto nelle zone del nord dell'isola. Però fino a quel momento, come abbiamo ripetuto anche nella puntata di venerdì dalle parole del consorzio di bonifica, una delle poche soluzioni è quella di cercare di risparmiare l'acqua, forse uno dei metodi più antichi ma che in questo momento risulta quello più decisivo. Io sono Alessandro Manno e oggi vi do il quadro d'insieme di lunedì 20 maggio. Buongiorno a tutti e tutte voi all'ascolto, buon inizio settimana da parte mia e di tutta la redazione di Tok Tok Sardegna. Un'introduzione che oggi è un pochino più lunga rispetto a quelle a cui siete abituati, ma entrambi i giornali trattano il tema della crisi idrica e lo fanno nelle proprie aperture, a significare di quanto sia importante il tema a livello regionale e il fatto che appunto sono tantissimi i territori che sono appunto coinvolti in questa crisi, maggiormente ovviamente il Nord Sardegna come vi avevamo raccontato, ma ci sono anche ampie zone del Sud Sardegna che stanno soffrendo la siccità, in una situazione che appunto con l'arrivo del caldo potrebbe diventare ancora più critica. Ora direi che possiamo tranquillamente fare come i vecchi tempi, mettiamo qua un jingle e affrontiamo le altre notizie che troviamo sui principali quotidiani regionali.
Restiamo sulle pagine della Nuova Sardegna, andiamo nell'articolo a pagina 4 a firma di Silvia Sanna, che racconta del concorso per la scuola in cui sono coinvolti anche numerosi insegnanti provenienti dalla Sardegna. Le seconde prove, che dovrebbero essere previste in questi giorni, si svolgono nella penisola, ovviamente già con dei costi notevoli per il viaggio. Infatti, mentre i colleghi di altre regioni possono andare tramite il treno, addirittura anche con la macchina, gli insegnanti sardi, le persone che vogliono appunto tentare il concorso, sono obbligati a dover prendere l'aereo, la nave o addirittura, nel caso in cui non si trovi la coincidenza con il volo in giornata, anche pagare un alloggio per stare nel posto appunto dove si terrà il concorso. Un disagio che ovviamente è notevole, c'è anche un'evidente disparità di trattamento tra gli insegnanti che vivono nella penisola e quelli che vivono in Sardegna, però come raccontano le pagine della Nuova Sardegna, oltre al danno, quindi oltre al fatto di dover pagare tutti questi soldi per potersi recare a fare il concorso, c'è anche la beffa, perché molti dei docenti che appunto dovevano svolgere il concorso hanno scoperto, soltanto essendo arrivati lì, che non avevano ottenuto un punteggio sufficiente alla seconda prova e dunque di essersi presentati inutilmente per la terza prova, e quindi la fine del concorso è dover tornare in Sardegna con tutti i problemi anche a livello di ripercussione psicologica del caso, che è anche un dato da tenere conto. Un'avventura densa di incognite, così la definisce Silvia Sanna nel suo articolo, che colpisce ovviamente tutti i docenti che hanno provato a fare questo concorso, e il superamento del concorso, come detto, anche se non dà l'immediata abilitazione, si traduce in 3 punti in graduatoria. Sono pochi, ma solo in apparenza, leggo appunto dall'articolo di Sanna, se si pensa che una laurea triennale vale appena 1,5 punti della graduatoria provinciale. Dunque in palio c'è un tesoro ovviamente imperdibile per tutte le persone che hanno appunto l'ambizione e la volontà di entrare all'interno del mondo della scuola e che a causa di questi regolamenti spesso vengono anche penalizzate. E parliamo nuovamente di sanità, perché sempre sulle pagine della Nuova Sardegna, pagina 6 per la precisione, si parla della diminuzione dei posti letto negli ospedali sardi. Negli ultimi 20 anni l'isola ha perso infatti 2100 posti letto, con un andamento che più o meno si allinea a quello che è quello del resto del paese. Sono diminuiti sia i posti negli ospedali pubblici sia anche nelle cliniche private, un calo di posti letto che è destinato a salire anche nei prossimi anni, perché un sacco di reparti che erano stati aperti durante la pandemia di Covid stanno chiudendo e di conseguenza ci sarà anche una netta diminuzione in tal senso. E se la tendenza dovesse proseguire, a fine 2024 si arriverà a 80.000 posti letti in meno rispetto a 20 anni prima per quanto riguarda il livello nazionale. Certo, il fatto che negli ultimi 20 anni siano diminuiti i posti letto non è di per sé, se si legge questo dato anche con un altro punto di vista, una notizia negativa. C'è anche il fatto che meno persone vengono anche ricoverate perché c'è stato un miglioramento della medicina, oppure in generale anche gli interventi chirurgici che non richiedono poi i ricoveri più prolungati. Però ecco, il fatto che noi in Sardegna sappiamo che in tantissimi ospedali ci si trova a dover lasciare le persone sulle sedie delle sale d'attesa perché non ci sono posti letto, perché ci sono pochi medici, perché in generale tutte le strutture non sono adeguate ad accogliere le persone che ne hanno bisogno. Ecco, questo dato sicuramente preoccupa. Dal nostro punto di vista in Sardegna c'è un'emergenza per quanto riguarda i posti letto, che parte anche e soprattutto dalla mancanza di personale medico, e vedere questi dati e vedere anche come va a livello nazionale sicuramente non lascia molta ottimismo in vista del prossimo futuro. E parliamo dell'altra grande importante notizia che trovate in prima pagina sia sull'Unione Sarda sia sulla Nuova Sardegna, ossia la salvezza del Cagliari, che ieri ha battuto 2-0 il Sassuolo a Reggio Emilia, condannando i neroverdi alla retrocessione in Serie B e blindando appunto la salvezza con una giornata di anticipo. Una stagione che era iniziata decisamente in salita per i rossoblù, che sono riusciti però a dare una scossa decisiva al proprio campionato dopo le dimissioni di Claudio Ranieri, che sono state rifiutate dalla squadra. Quello forse è il momento individuato un po' da tutti, anche dal presidente Tommaso Giulini. Trovate gran parte delle dichiarazioni del presidente del Cagliari, ad esempio sul sito di 131, che attraverso Francesco Aresu racconta le voci del Cagliari subito dopo la sfida del Mapei Stadium, con una serie di dichiarazioni che ovviamente non sono mancate. Si è parlato anche dello stadio, della
difficoltà di avere un proprio stadio, e anche del fatto che, per quanto riguarda il progetto sportivo, Ranieri ovviamente dovrà decidere se rimanere oppure andare via. Ovviamente l'auspicio della società è quello di tenere il tecnico romano anche per il prossimo anno, come resterà anche il direttore sportivo Nereo Bonato, uno degli artefici, anche se vogliamo, di questa salvezza grazie agli acquisti mirati nel mercato di riparazione. In generale una salvezza che ovviamente fa piacere, tiene il Cagliari in Serie A dopo che appunto si era rischiato in modo molto importante, soprattutto dopo le sconfitte che erano arrivate nell'ultimo mese, di vedere la retrocessione lì a un passo, ed è l'ennesima favola rossoblu di Ranieri, che dopo la salvezza degli anni 90, con cui appunto aveva salvato alla squadra dopo il triplo salto dalla C alla A, è riuscito anche in questa impresa nuovamente di una carriera che effettivamente è abbastanza singolare. Ne parlano ovviamente sia l'Unione Sarda che la Nuova Sardegna, come detto trovate anche tutti gli articoli su 131, se siete interessati trovate anche il racconto in generale di una stagione che, come detto, è stata travagliata, ma che per fortuna, dopo quanto fatto vedere soprattutto nelle ultime uscite, si sperava che appunto la scossa arrivasse soprattutto nelle sfide decisive, e anche gli incroci di campionato hanno aiutato i rossoblu a arrivare a questo risultato che, per come è arrivato, non era auspicabile veramente da tanti. E questa è l'ultima notizia anche per oggi. L'appuntamento è per domani, sempre qua su Spotify, su YouTube, da dove ci ascoltate di solito. Se la puntata vi è piaciuta potete inviarla alle persone a cui pensiate possa interessare. Cercate di raggiungere quante più persone possibile grazie a questa rassegna stampa. Noi ci vediamo domani. Un saluto da parte mia, da tutta la redazione di Tok Tok Sardegna, l'augurio di un buon inizio settimana e ci vediamo ovviamente domani. Buona giornata, ciao! Tok Tok Sardegna è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Cagliari. Il direttore responsabile è Matteo Meloni. Quadro d'insieme è un podcast prodotto da Tok Tok Sardegna, grazie al contributo di CRAI Sardegna.